Sapete che qua a Torino è una piazza un po' dedicata, ecco, un po' ostica, almeno chi ho sentito parlare così. Vasco Rossi diceva che era difficile suonare a Torino in tempi poco sospetti, perché voi in realtà diciamo arrivate grosso modo da dove? Diciamo zona Milano. Milano, sì, poi in realtà Cristiana è piemontese. Tu sei mezzo e mezzo. Sì. Ma anch'io ho metà sangue piemontese, ho rappresentanza, diciamo, stasera. Qui nel capoluogo Sabaudo, esatto. Però diciamo che Aleotta fu in qualche modo Milano e l'ambiente che gira intorno a Milano. Certo. Allora abbiamo detto che uscirà questo disco il 1° giugno, c'è anche un'etichetta, qualcuno che dobbiamo citare? Sì, no? è Sciopero Records, poi Sciopero Records. sì. Usciremo edizioni self, cioè distribuzione self, scusami, edizione La Contorsionista. Quindi avete già registrato tutto, è già tutto pronto, è Sì. già tutto finito? Sì, Siete sì, contenti? sì. Non ci potete far sentire ancora niente, però diciamo, voi l'avete sentito, vi piace? Vabbè. Certo. Possiamo solo ascoltare le versioni live di quello che avete fatto. Esatto. Il prossimo brano come si intitola? Allora, il prossimo brano sarà Nei suoi passi. Nei suoi passi. Sì, Nei suoi passi. racconta la storia che mi sono immaginata osservando una signora. Io abitavo a Bologna qualche tempo fa e c'era una signora che passeggiava sempre nella via, cantava filastrocche, diciamo che era un po' fuori dalle righe. Sì. Mi sono immaginata che potesse essere una libraia, così a caso, e da lì è nato poi il testo del brano. Questo è il personaggio di Nei Sì, suoi sì. passi, Sì. che adesso sentiamo qui diciamo in versione live, per la prima volta diciamo live, Cri e Sarafu qui al Salotto. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. C'era una volta una signora in viola, la libraia matta che regalava copie di sé. Pesavano i suoi passi nel cammino, ma non si fermava. Quello che odiava era la gente stanca, ma non se ne curava e ripeteva nello specchio. Pesavano gli sguardi nel cammino, ma non si fermava. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide, restare fedele a me stessa. Difenderò quello che mi uccide. Cri e Grazie. Sarafu qui al Salotto con questo brano appunto di questa sorta di libraia immaginaria che almeno ci hai così voluto dare un'immagine di questa libraia che tu vedevi dalle parti di Bologna. Sì, Quindi. sono stata lì un annetto, c'era sta signora che appunto tutte le sere
cantava, parlava a voce alta, da sola sempre, Sì. e faceva avanti e indietro per la via, così. Mi è comunque rimasta nel cuore e allora me la sono immaginata. ti è rimasta impressa. Sì, sì, sì. Senti, e quindi diciamo c'è stata anche questa permanenza a Bologna, oltre a questa canzone da Bologna ti è rimasto qualcos'altro da questa tua permanenza di un anno? Adesso intanto c'è una festa lì. Sì, fa meno male. Facciamo gli auguri anche noi. Giustamente. Vabbè, rispondono anche dall'altra parte della piazza, vabbè comunque. quindi hanno risposto loro, io sì, posso sì, anche star schiscia, come si dice, no? No, vabbè, tu adesso volevi evadere la mia domanda circa Bologna, no, se c'erano altre città, diciamo, in queste canzoni che in qualche modo sono rimaste imbrigliate. Proprio città nelle canzoni no, diciamo che il disco è stato scritto in un periodo abbastanza particolare mio e questo un po' si sente, ecco, nei testi, quindi non svelo troppo perché almeno chi è curioso se li va a leggere. Certo. E poi comunque sono più che altro sensazioni, ricordi di avvenimenti anche abbastanza delicati, quindi preferirei che si potesse Basta che ci dici soltanto il titolo allora della prossima. Ciliegia. Ciliegie, che tra l'altro adesso è anche la stagione, tra un po' Sì, ci siamo. Quindi Ciliegie, Cri e Ciliegio, Sarafù Ciliegio. qui al Salotto di Mao. La casa scricchiolava con il vento sulla schiena, pepite d'oro e argento sono gli occhi sulle mura, la brezza riportava fino all'ultimo ricordo, dove è andato non so, dove è andato non so. La brina dolcemente si poggiava sulla porta, celando la sua collera tra brani di ciliegia, e come
Grazie ragazzi. Cripiu Sara fu qui al nostro salotto, veramente particolare anche questo tipo di set, così col timpano, che è una situazione quasi, diciamo, da marcia, che viene fuori una marcia quasi militare. Allora,